Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e anche al di fuori dei confini della nostra regione, ovviamente, perché le notizie sono tante, arrivano da tutte le province ma anche dal resto d'Italia e anche dall'estero, come vedremo fra poco, notizie che riguardano il Veneto e i veneti. La cronaca, come sempre, in apertura di telegiornale, la situazione delle strade del Veneto, in cui in questo 2022 gli incidenti dall'esito mortale sono stati davvero tantissimi. Il bilancio è tragico, con decine di schianti. Abbiamo visto anche nella rete autostradale, ma non c'è solo la cronaca stradale a tener banco, perché comunque di fatti ne capitano tantissimi. Le nostre redazioni se ne stanno occupando da questa mattina, si stanno occupando anche di quella che è l'attualità delle bollette sempre più pesanti per le famiglie, le imprese e anche le amministrazioni comunali. La situazione legata alla sanità, poi vediamo anche i dati del Covid, perché pare che ci sia qualche movimento anomalo, il reintegro dei medici, degli infermieri che erano stati fermati qualche mese fa. Insomma, tantissime notizie da tutta la regione. Cominciamo però da una notizia che ci arriva dall'estero, perché in un incidente in California è morto un veneziano e con lui è morto anche il figlio. Stavano rientrando da una cena quando verso le 21 padre e figlio sono morti in un incidente accaduto a Woodland Hills, lungo il distretto di Los Angeles, a bordo della loro auto, una Mustang appena risistemata. A perdere la vita Andrea Bullo, 60enne originario di Murano, ma emigrato negli Stati Uniti da 40 anni, e con lui il figlio Dan, di 13 anni. La loro auto è stata tamponata da un'altra sopraggiunta a forte velocità, innescando un incendio che non ha lasciato scampo a padre e figlio. Il serbatoio ha preso fuoco ed è esploso immediatamente. Lievi ferite per il conducente dell'altro mezzo, che è stato subito arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Bullo, dopo un diploma da geometra e il servizio militare nel corpo dei lagunari a Sant'Andrea nel 1982, era partito inizialmente per imparare l'inglese, dopo aver lavorato al ristorante Do Forni, all'Antico Pignolo, a Londra Palace, al Metropol, all'Excelsior del Lido. Gli incidenti sempre più frequenti in A4, c'è stato un altro schianto nella tarda serata di ieri in direzione di Trieste. Siamo già in Friuli, fra le uscite di Palmanova e Villesse. La visibilità era scarsa nella bassa friulana, in serata era calata la nebbia, ma per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della stradale di Palmanova si sono scontrate 3 vetture. Sono morte 2 persone, 2 uomini di 29 e 34 anni, una terza persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale. Coinvolta anche una quarta persona. La carambola mortale è stata fra una BMW, una Kia e una Opel Insignia. Quindi l'autostrada maledetta continua a mietere vittime. Poi vediamo nel corso della nostra informazione se arrivano altre notizie riguardanti questo ennesimo schianto. Ma torniamo ad approfondire, a vedere l'investimento mortale avvenuto qualche sera fa nella Pedemontana. Abbiamo parlato con i parenti, gli amici, le persone più vicine a Miriam. Sentite cosa ci hanno detto. Non parla, è a letto, è pallido. Luca Dal Bello è il fratello di Tommaso, il fidanzato di Miriam Ciobanu, la studentessa 22enne di Fonte, travolta e uccisa dall'auto guidata da un giovane di San Zenone degli Ezzelini, risultato poi positivo ad alcol e droga. Tommaso, 19 anni, è distrutto, non parla, è chiuso in camera. Lui, sopravvissuto a un altro terribile incidente stradale avvenuto un mese fa a Mussolente, mentre era in compagnia di Miriam, nel quale era rimasto ferito, costretto temporaneamente su una carrozzina. Il fratello ci dice che non riesce a darsi pace. Quella tra Miriam e Tommaso era stata una litigata come tante tra le coppie. Nessuno l'aveva cacciata di casa, ripete più e più volte. Per una litigata da niente, perché ripeto, io ce li avevo qua perché io me li portavo in giro. Io vivo in Spagna, non vivo neanche qua. Sono venuto a casa perché per assistere mio fratello ed ero sempre con loro perché anche Miriam era un'amica mia, gli volevo un bene immisurabile. Quella sera in cui è uscita poi
L'ho seguita in macchina perché mio fratello mi fa guarda che è andata a piedi, ma io gli ho detto non può uscire a quest'ora, che ci sono tutti che escono dalle discoteche, che prendono la macchina e in queste zone qua purtroppo la gente guida così. L'ho seguita io e ho provato a farla tornare indietro, a dirgli guarda se non andate d'accordo dormi sul divano, ci sono tante stanze sulla casa. E io l'ho seguita fino alla chiesa. Qua più su, quindi è andato in su. A Passo d'Uomo ci sono delle telecamere anche al cimitero, io non so se funzionano, io spero anche che funzionano perché si veda che Miriam non è mai stata cacciata di casa come dicono i giornali. Miriam qui è sempre stata ben accolta, Miriam era un'amica mia, era un'amica di Tommaso oltre che fidanzata e qui non è mai stata cacciata via. Luca ricorda come Miriam avesse sempre accudito il fidanzato dopo l'incidente di Mussolente, era sempre a casa loro, sempre presente. Anche in ospedale lei era sempre là. Si volevano tanto bene. E io gli volevo tanto bene anche io a Miriam. Anche Luca Dal Bello è sconvolto per quello che è successo all'amica Miriam Ciobanu. Se avessi insistito di più, dice, se l'avessi convinta. Non si sa cosa pensare perché poi uno dice me la prendo con quello che guidava, me la prendo con la litigata, con cosa... Dove... Non porta indietro Miriam. No. No. Andiamo ancora ad approfondire questa vicenda, se non nella dinamica e nel seguito, perché avrà di sicuro ripercussioni dal punto di vista poi delle indagini e legale, ovviamente l'investimento di qualche sera fa. Approfondiamo dal punto di vista umano ancora. In questa piazzetta a Fonte sarebbe dovuta tornare Miriam, falciata ed uccisa a pochi chilometri da casa. Qui viveva assieme al papà e alla sorella, alla quale era molto legata. Sono seduti in un tavolo del bar, stravolti, non riescono a parlare, dai loro volti solo le lacrime di un dramma che non ha e non avrà mai una spiegazione. L'ex fidanzato di Miriam, con solo il padre e la sorella, poi si alza, occhi lucidi di chi non ha mai dormito, non vuole telecamere ma parla della ragazza che ha trascorso con lui 5 anni quando ne aveva solo 16. Solare, sorridente, caparbia ma dolcissima, ci dice. Il dolore è troppo forte, solo una frase lanciata come una freccia verso il nuovo compagno di Miriam non avrebbe mai dovuto farla andare da sola. Poi cala un silenzio assordante di una tragedia immensa. In quel paese la famiglia è conosciuta. Conosco suo padre che è una brava persona e ieri quando l'ho visto qui seduto mi diceva che cosa faccio adesso, che cosa faccio. E ho detto guarda, abbi coraggio, ma cosa vuoi? Non è che si può dire aver coraggio a una persona, ma insomma mi è venuto da dire così. Due famiglie hanno distrutto, quella della ragazza e anche quello del ragazzo, perché se io sono una madre che ha un ragazzo che fa una cosa del genere, ma si rende conto? Allucinante questo discorso. Sconvolta la comunità. Sconvolge sì. E queste vittime nella strada devono finire. Bisogna fare qualcosa per questi ragazzi che si mettono ubriachi e corrono troppo, non stanno attenti alle persone che ci sono in strada. Miriam, bellissima, con i suoi 22 anni e tanti sogni nel cassetto, la mattina scendeva per andare al bar, faceva colazione e intanto pensava al suo futuro. Voleva iscriversi a criminologia, amava la musica, i libri di viaggi, aveva tanti progetti, ma il destino ha voluto decidere per lei. Questa mattina qui nel luogo della tragedia sono venuti gli amici, le amiche di Miriam, hanno portato i fiori e qualcuno ha scritto su un foglio, scritto a mano: Miriam, riposa in pace. Com'era Miriam? Aveva sempre il sorriso, sempre. Dolce, educata, gentile. Tutti i suoi sogni qua si sono infranti. Brutto in una notte così. Ha lasciato qui un fiore, poi si è allontanata guardando quella strada dove in un attimo tutto è finito. La mamma della 22enne vive poco lontano, le sue parole sono di perdono verso chi le ha strappato l'amore più importante, la figlia. E ora sentiamo le parole dell'avvocato del giovane che ha causato questo incidente che ha investito Miriam.
Il ragazzo l'ho trovato giù, dispiaciuto per quello che è successo, insomma. Si è trattato naturalmente di una disgrazia, è molto provato il ragazzo. Giovanissimo, incensurato, Alessandro Giovanardi, il 23enne di Carainati, accusato di omicidio stradale aggravato per la morte della studentessa Miriam Ciobanu, ha incontrato in mattinata a Santabona il suo difensore, l'avvocato bassanese Luca Milano, provato dal peso della responsabilità per la morte della ragazza, provato dall'esperienza del carcere in cui è rinchiuso dopo l'arresto, ha raccontato al difensore quei drammatici istanti. La ragazza l'ha vista all'ultimo momento, praticamente l'ha vista al momento dell'impatto. Ecco, non l'aveva vista prima, non l'aveva assolutamente vista prima, anche perché la strada non era illuminata, era di notte e non ci sono marciapiedi, insomma, su quella strada, insomma, non c'era nient'altro, ecco. In più, come ha detto il ragazzo, ecco, qua si tratta di una strada in discesa, insomma, quindi dove, insomma, dritta, insomma, dove si tende effettivamente ad andare veloci, ecco. L'auto condotta dal 23enne andava ben oltre i 60 km/h previsti in quel tratto. La velocità è al vaglio dei carabinieri. È ipotizzabile che la vettura abbia raggiunto in quel punto addirittura i 130 km/h. Giovanardi è risultato positivo, oltre che all'alcol, anche ai cannabinoidi, ma l'assunzione rilevata dall'esame del sangue, afferma il ragazzo, sarebbe avvenuta in precedenza. Lui nega di aver assunto stupefacenti, insomma, in quella serata. Proveniva da una festa di Halloween con gli amici, così ha riferito all'avvocato. Il tasso di alcol del giovane automobilista è risultato elevato, 1,5 grammi per litro, 3 volte il consentito. Aveva assunto sicuramente qualcosina, però non era sicuramente ubriaco, ecco. Il ragazzo era lucido, ricorda perfettamente tutto quanto. Lui sì, era uscito con gli amici, insomma, sì, era una festicciola, ecco qua. Tra l'altro in una casa privata dove c'erano anche famiglie, dove c'erano anche una cosa tranquilla, ecco, diciamo così. L'udienza di convalida sarà fissata nelle prossime ore. Il ragazzo ripercorrerà l'incidente di fronte al GIP. Il suo difensore chiederà una misura alternativa alla detenzione. Sicuramente questo qua, insomma, verrà richiesto, insomma, però ancora non sappiamo, insomma, che misura, se e quale misura abbia chiesto il pubblico ministero. Chiudiamo questa pagina della nostra informazione dedicata agli incidenti e al seguito di quello che è avvenuto qualche sera fa in Pedemontana e andiamo in pubblicità. Facciamo una brevissima pausa, ma voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Avevamo detto che avremmo chiuso la pagina della cronaca per quanto riguarda gli incidenti stradali, ma la riapriamo perché è appena arrivato il nostro servizio sull'incidente di questa notte in A4. È avvenuto in Friuli, ma sappiamo che le informazioni, insomma, deve per forza travalicare i confini regionali quando accadono situazioni come questa che interessano un tratto autostradale, quello della A4, che troppo spesso finisce nelle pagine di cronaca. 2 giovani isontini sono morti nel tragico incidente della scorsa notte lungo l'autostrada A4. Intorno alle 23 nel tratto Palmanova-Villesse in direzione Trieste si sono scontrate 3 vetture, una BMW, un Opel Insignia e una Kia. Le vittime sono morte sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Si tratta di Stefano Volante di Ronchi dei Legionari di 30 anni e di Dario Valletti di 34 anni di Grado. Ci sono altre 2 persone ferite, una delle quali in modo non grave. L'altro ferito è stato estratto dall'auto e trasferito all'ospedale. Le sue condizioni sarebbero serie e per lui è stato indicato il codice giallo dalle autorità sanitarie. Le cause dell'incidente sono ancora in fase d'accertamento da parte della polizia autostradale. Pare che la visibilità in quel momento fosse scarsa a causa della nebbia. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area del sinistro. Dopo la chiamata d'aiuto, gli infermieri della centrale Sores hanno immediatamente inviato sul posto l'equipaggio di 2 ambulanze, una da Cervignano e una da Palmanova, insieme con l'automedica da Gradisca. Sul posto anche personale dell'autostrada, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e di Gorizia, tutti in sinergia per aiutare le persone coinvolte nell'incidente. Code fino a 1 chilometro si sono formate a ridosso del luogo dello scontro. L'autostrada è rimasta chiusa dal momento dell'incidente fino alla 00:30. Da quel momento è stata aperta per la sola corsia di sorpasso. Alle 6:40 di questa mattina la circolazione ha ripreso la sua normalità.
Voltiamo pagina pur rimanendo nel capitolo dedicato alla cronaca e andiamo a vedere ancora furti, perché giustamente non ci sono solo gli incidenti stradali, c'è anche la criminalità, la microcriminalità in Veneto. Andiamo a vedere un'ondata di furti a Mogliano. 2 palazzine nel quartiere centro-nord a poca distanza l'una dall'altra, visitate da topi d'appartamento nei giorni scorsi. La tecnica è sempre la stessa, quella di tenere d'occhio le vittime per poi agire rovistando dappertutto in cerca di oggetti di valore e contanti. Già un anno fa ho avuto lo stesso episodio il 16 ottobre, quella volta dal balcone, questa volta dalla finestra della cucina. Hanno sforzato la finestra con un levarino o qualcosa, si sono arrampicati comunque dal tubo del gas, che c'è un tubo, e entrando in casa hanno aperto tutti i cassetti, svuotato tutto, sia la camera nostra, della figlia e anche in soggiorno. Qualcuno aveva già notato qualcosa in via Cavour e i sospetti non erano mancati, ma i ladri sono riusciti lo stesso a portare a segno il colpo. C'era un uomo e 2 donne e facevano finta di guardare nel cofano, col cofano aperto, come se avessero un problema, però ovviamente si guardavano intorno, quindi probabilmente aspettavano il momento che io uscissi. L'unica cosa che mi spiace sono tutti i valori di mia figlia piccolina, che ha fatto bene al battesimo, e comunque vanno in cerca solo di oro. Situazione analoga anche nell'altra palazzina di via Don Minzoni, dove gli appartamenti visitati sono stati 2 in brevissimo tempo. Si sono arrampicati dalla terrazza, dal lato dietro, dove c'è più buio, sono saliti al secondo piano, sono entrati e arrivati all'interno hanno fatto man bassa del primo appartamento per poi passare al terzo piano tramite le scale e sono scesi dal terzo piano tramite le terrazze. Più volte nel corso della nostra informazione delle scorse settimane ci siamo occupati della situazione di Mestre, della microcriminalità, Mestre, del degrado che c'è in alcune zone della città. Abbiamo parlato spesso con i nostri giornalisti di Via Piave. Il questore in prima linea dice: incontrerò i cittadini. Io ci metto la faccia, faccio la mia parte, sarò nei prossimi giorni con il camper lì in Via Piave, nei luoghi più caldi, a parlare con i cittadini, ma non per tranquillizzarli, per capire ancora meglio i loro problemi. Io ci metto la faccia, così il questore di Venezia Maurizio Masciopinto ha annunciato la sua presenza in Via Piave, nel quartiere più caldo di Mestre. Con 5 accoltellamenti registrati negli ultimi 10 giorni, la preoccupazione dei residenti è salita alle stelle, ma pur riconoscendo la difficoltà della situazione attuale, Masciopinto invita ad avere fiducia. Giorni fa abbiamo fatto una bella operazione, vi ringrazio perché è stato molto importante comunicarla, a Campo Santa Margherita nel centro di Venezia. Io farò altre di queste operazioni di polizia amministrative che sono secondo me importanti perché operano in quel settore che è proprio la sicurezza dei cittadini, il senso di sicurezza dei cittadini. Quindi stiamo predisponendo altre azioni come quella che abbiamo fatto in Campo Santa Margherita e che ha avuto un grande successo. Parlando a margine della cerimonia al Monumento ai Caduti della Polizia a Venezia, Masciopinto ha anche spiegato come esista, oltre ad operazioni come quella di Santa Margherita, un'attività più profonda per estirpare il problema alla radice. Voi ricorderete l'operazione San Michele, di cui ho sentito parlare quando sono arrivato, ma era partita 4 anni prima. Purtroppo queste indagini richiedono tempo perché poi, vedete, mettiamoci un attimo nei panni del giudice investigatore, dell'inquirente. Per il giudice è molto importante che oltre a essere presi i delinquenti, poi restino in galera. E quell'attività di costruire la prova che poi li tiene in galera che è complessa. Adesso torniamo indietro di qualche anno, vi ricorderete la cronaca di qualche tempo fa quando le forze dell'ordine scovarono in un capannone di Casale di Scodosia il cosiddetto tanco o tanco 2.0 secondo alcuni, ovvero un mezzo che si riteneva fosse stato costruito per un nuovo assalto a Venezia su imitazione di quello successo invece qualche anno prima. Ecco, quel capannone ora è andato all'asta. Finisce all'asta il capannone che era servito al gruppo dei venetisti, poi finiti a processo, come base per realizzare un trattore armato e blindato ribattezzato Tanco,
con il quale si ipotizzava un nuovo sbarco a Venezia. È un capannone della zona industriale di Casale di Scodosia, 1700 metri quadrati di superficie, che l'11 novembre verrà battuto all'asta. Dai 355.000 euro di valore iniziale, però, si è scesi a circa 164.000, complice la crisi e il Covid. 2 anni di lavoro per realizzare il tanco e poi il blitz delle forze dell'ordine, con una sfida tra perizie per accertare se fosse veramente in grado di sparare. Si è chiusa la vicenda giudiziaria che aveva coinvolto 2 padovani a Zanzibar. Vediamo. Tutte le accuse sono cadute. L'Alta Corte di Zanzibar ha archiviato il caso di Francesca Scalfari, 45enne padovana, e del marito Simon Wood, da anni residenti nell'isola africana e coinvolti in una vicenda finanziaria che a giugno li aveva anche portati in carcere per 2 settimane. La coppia, seguita dall'avvocato Manuela Castegnaro, era al centro di una spinosa disputa legale con gli ex soci bassanesi con cui volevano realizzare una struttura alberghiera a Zanzibar, in un terreno di proprietà del marito inglese di Francesca Scalfari. La coppia era stata accusata di 13 reati, tra cui anche di riciclaggio. Ora, con l'archiviazione che riguarda tutti i capi d'accusa, i coniugi non potranno più essere processati. Per Francesca e Simon l'incubo è finito. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana. Dopo i casi di intossicazione da listeria sono arrivati i blitz da parte dei NAS. Vediamo com'è andata. Oltre 1 tonnellata di alimenti sequestrati, da prodotti enogastronomici privi di qualsiasi indicazione di tracciabilità a semilavorati e finiti come pasta precotta, besciamella, impasto per pizzette non conformi alla vendita e al commercio. Anche a nord-est in queste ore è scattato il blitz dei carabinieri del NAS nell'ambito della maxi operazione nazionale coordinata insieme al Ministero della Salute dopo i recenti episodi di intossicazione da listeria connessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura come i würstel. I militari del NAS di Treviso hanno controllato 25 aziende nella Marca, nel Bellunese e nel Veneziano. Latterie, caseifici, industrie alimentari, salumifici e supermercati. 14 le infrazioni rilevate, dalla carenza igienico-sanitaria a mancate procedure di sicurezza e tracciabilità. 14.500 euro le sanzioni elevate, oltre al maxi sequestro di cibo del valore complessivo di 15.000 euro sul mercato. Restiamo a Treviso per quelle che sono le reazioni al cosiddetto decreto anti-rave, ovvero al provvedimento varato dal governo Meloni per andare a incidere proprio su queste feste, su queste situazioni fuori controllo che anche in Veneto, anche nel Vicentino si sono verificate spesso negli ultimi anni. Sicuramente l'esperienza di ZTL, Wake Up, che c'è stata tra il 2012 e il 2014, sarebbe potuta rientrare all'interno di quello che viene considerato in questi nuovi decreti. Infatti qualunque tipo di occupazione, anche temporanea, è sottoponibile al decreto. Anche le occupazioni temporanee messe in atto dal collettivo ZTL a Treviso per evidenziare le aree in abbandono, i cosiddetti buchi neri della città, sarebbero oggi vietate in base al decreto del governo seguito al rave party di Modena. Ma che la nuova norma, applicabile quando più di 50 persone invadano di propria iniziativa terreni o edifici pubblici o privati, possa andare a sanzionare anche altri generi di occupazioni, come ad esempio quelle studentesche, è un tema che viene posto da più parti. La preoccupazione è che questo decreto venga utilizzato per reprimere la voce del dissenso di tante e tanti in questo paese. Anche perché il decreto punisce non solo gli organizzatori ma anche i partecipanti. Righetto interviene anche sull'episodio all'origine del provvedimento, su cui invita a fare dei distinguo. I rave party non hanno l'esclusiva, dice, del consumo di stupefacenti, che avviene a tutti i livelli, anche quelli più impensabili. Crediamo che esperienze come i rave siano esperienze da dover leggere con un occhio molto più attento rispetto alle sparate che si fanno generalmente. Non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, ma invece affrontare quelle che sono le questioni. Da un lato culturali, quindi la possibilità che ci siano spazi dove poter fruire di musica diversa da quella dei circuiti commerciali, e dall'altro un'educazione all'utilizzo delle sostanze che non sia soltanto punitiva, ma che invece vada a vedere quali sono le cause dell'uso e dell'abuso.
Un decreto, quello varato dal governo Meloni, che ha subito suscitato reazioni sia politiche che abbiamo sentito anche da parte della società civile. Non mancheranno altre prese di posizione dall'una e dall'altra parte, ve le racconteremo, ve ne daremo conto come sempre qui sul Focus TG, ma adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca. In Veneto succede anche, ed è già successo pure quest'estate, che qualcuno venga assalito, se così si può dire, o comunque travolto da animali che non sono selvatici sulle nostre montagne. Vediamo. Accerchiato da una mandria di vacche, buttato a terra, calpestato e trascinato per metri. Momenti di terrore per un 46enne residente nel veneziano, assalito dai bovini allo stato brado mentre era in gita con la moglie e i 3 figlioletti in cima a Grappa. Non si sa cosa abbia fatto scattare questa reazione negli animali. Fatto sta che l'uomo è stato aggredito dalle bestie che soffiavano e scalpitavano. Lo hanno colpito con le corna, con gli zoccoli, fino a che lui è riuscito a ripararsi in una buca carsica. Tutto davanti agli occhi dei familiari, sotto shock. Seppur in condizioni gravissime, ha raggiunto assieme alla consorte e ai bambini Caserma Milano. Qui è stato dato l'allarme. Sul posto i sanitari del SUEM 118 di Pieve del Grappa, che hanno prestato le prime cure al 46enne, che ha riportato contusioni multiple alla testa e al torace. Si trova ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto. Ovviamente i consigli che danno anche gli addetti ai lavori sono quelli di non cercare mai di interferire o di rapportarsi con questi animali. Tantissimi i bovini al pascolo, soprattutto durante la stagione estiva, con l'alpeggio fra l'altopiano, la Lessinia, il Grappa e anche tutta gran parte della montagna bellunese. Ovviamente le reazioni degli animali non si possono mai né conoscere né controllare, quindi massima attenzione. Adesso andiamo avanti col nostro telegiornale, vediamo quali sono gli esiti dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine su indicazione del questore di Vicenza Paolo Sartori nella città berica. Raffica di controlli in occasione del ponte di Halloween, visto l'incremento dell'afflusso turistico in città e in provincia, che si sono concentrati sulla vigilanza degli obiettivi sensibili e le infrastrutture maggiormente complesse, quali ferrovie, strade, autostrade, autobus, beni storici e artistici, luoghi di aggregazione e in vaste aree cittadine e della periferia urbana. Cerchiamo di essere presenti e di pattugliare tutto il territorio urbano, soprattutto il centro storico e soprattutto quelle zone che molto spesso, e per questo li ringrazio, ci vengono segnalati dagli stessi cittadini in occasione di eventi o di situazioni che possono destare allarme sociale. Durante i servizi di prevenzione il 31 ottobre è stato effettuato anche un intervento coordinato in zona industriale, dove era stato pubblicizzato tramite i social un evento musicale in occasione della festività di Halloween. In considerazione della mancanza di autorizzazione ad effettuare l'evento e della presenza di un numero di giovani tali da far ritenere concreti i rischi riguardanti la sicurezza e l'incolumità dei presenti, il questore ha dato l'ordine di interrompere la festa facendo sgomberare i locali, cosa che è avvenuta in tutta tranquillità. Sono ora in corso ulteriori accertamenti finalizzati a individuare le responsabilità. Ma i controlli in città hanno riguardato capillarmente i quartieri e altre aree della periferia urbana, portando ad un bilancio di 540 persone controllate, 6 quelle denunciate, una persona arrestata, 24 contravvenzioni elevate per il codice della strada e un veicolo sequestrato. Adesso cominciamo a mettere i piedi nell'attualità di una situazione in continua evoluzione, ovvero quella sanitaria in Veneto, con un occhio di riguardo per la cronaca, perché purtroppo sono sfociate nella cronaca le tensioni di questi ultimi tempi, di questi ultimi anni. A Treviso vandalismi in microbiologia, insulti alla CGIL, assalti Novax, ne abbiamo parlato con il sindaco di Treviso. Sono dei gesti che non sono assolutamente tollerati. Porto la mia solidarietà all'azienda sanitaria e alla CGIL che
Da una parte ha visto degli atti vandalici che hanno completamente danneggiato un reparto del nostro ospedale, dall'altra delle scritte vergognose, offensive e discriminanti che tra l'altro evidenziano ignoranza e mancanza anche di capacità di confronto in modo democratico. Il sindaco di Treviso Mario Conte porta la sua solidarietà a ULSS 2 e CGIL dopo il raid vandalico che ha gravemente danneggiato il reparto di microbiologia, per oltre 2 anni in prima linea contro il Covid, e le pesanti offese rivolte alla CGIL di matrice Novax. Quella è violenza ed aggressività e non va in alcun modo tollerata e nemmeno capita, quindi va condannata senza se, senza ma. Conte concorda con il reintegro dei sanitari sospesi per aver rifiutato di vaccinarsi contro il Covid, ma non dimentica chi ha fatto la scelta opposta. In questo momento abbiamo assolutamente bisogno di rinforzare i nostri organici e quindi se le condizioni in questo momento sono cambiate in modo tale da poter anche reintegrare, credo che non ci sia nulla di male. Ovviamente bisogna anche tener conto di quei medici che non hanno mai mollato la prima linea e anche quando erano così un po' presi di mira o hanno dovuto comunque essere i primi a dare il buon esempio vaccinandosi, lo hanno fatto. E sul reintegro dei medici cosiddetti Novax siamo andati a sentire anche la voce dei cittadini. Sentite cosa ne è emerso. Lei è d'accordo sul reintegro dei medici che prima erano stati lasciati fuori? Sì, assolutamente sì. Per quale motivo? Perché penso siano persone in gamba che conoscono il loro lavoro e che hanno fatto una scelta in scienza e coscienza. E trovo giusto che devono rientrare e darsi da fare e lavorare come gli altri. Se serve medici è bene anche a recuperare quelli che non hanno vaccinato. Mancando medici, quindi quella è la soluzione attuabile. Lei preferirebbe che stessero fuori? Essero vaccinati, esatto, perché mettono a repentaglio l'incolumità di tutti quanti. Penso che sia giusto che non solo i medici, ma chiunque sia stato discriminato da queste forme che hanno dimostrato non avere nessuna validità scientifica. Non so neanche perché li hanno sospesi, va benissimo, è perfetto, finalmente qualcosa di corretto. Secondo me non dovevano neanche essere sospesi. E bene, anche perché mancano i medici in questo momento in corsia e non solo, quindi approvo assolutamente questa scelta. Che tornino a lavorare senza problemi perché sono preparati per fare quello che sanno fare e quindi non ha senso tenerli fuori perché non sono vaccinati. Io non sarei tanto del parere, però siccome mancano i medici e non si può curare neanche al pronto soccorso, è giusto che vadano. Penso che sinceramente non dovrebbero essere riammesse, solamente per il fatto che sono medici, dovrebbero dare l'esempio e molta gente si è vaccinata, adesso sembra finito tutto quanto, però dobbiamo comunque stare all'allerta e sinceramente in ospedale più di tutto, quindi dovrebbero essere vaccinati. Torniamo a Vicenza perché sono una cinquantina i medici che dovrebbero essere reintegrati per quanto concerne l'ULSS 8 Berica. Anche in questo caso siamo andati a parlare con la gente per capire che cosa ne pensano i cittadini, le persone. Scatta l'operazione rientro per medici e operatori non vaccinati, come indicato dal decreto che prevede lo stop all'obbligo vaccinale con 2 mesi di anticipo. L'ULSS 8 Berica alle prese con l'organizzazione del loro reinserimento. Sul territorio di competenza si tratterebbe di circa una cinquantina di unità del personale sanitario dipendente che di qui a pochi giorni potrebbe riprendere le prestazioni. Il tema del reintegro dei medici sospesi divide però l'opinione pubblica. Eticamente, per rispetto agli altri medici che si sono sottoposti al vaccino, non mi sembra giusta. Se dopo mettiamo il discorso che non ci sono medici, che c'è penuria di infermieri... Un po' non è giusto dal punto di vista etico, però visto che c'è carenza e la salute è importante, è giusto che se c'è carenza... facciano, ecco. Se c'è necessità bisogna reintegrarli. Per me va benissimo perché ormai il Covid è un'influenza o un raffreddore, quindi va bene così. Dopo 2 anni di chiusure penso che sia giusto farli tornare al lavoro perché qua è dura, se no la vedo dura.
perché insomma sì, tra visite rimandate eccetera c'è bisogno di personale. Certo che un medico dovrebbe dare il buon esempio. Sì, giusto che si vaccina anche Iuri, basta. Tante voci, tante opinioni. Intanto arriva a Padova la commissione speciale per il Covid del Parlamento europeo. Lo sguardo è al futuro, ma per farlo bisogna analizzare cosa è accaduto nel passato. Arriva a Padova la prima tappa di un tour nel nord Italia della Commissione Speciale Covid del Parlamento Europeo. L'obiettivo è quello di studiare quello che è stato fatto nei mesi più difficili della pandemia nel 2020 e capire cosa di buono c'è stato per poter affrontare le emergenze pandemiche che potrebbero esserci in futuro. La missione della Commissione, che oltre a Padova visiterà Bergamo e Milano, le città più colpite del nord Italia dal Covid, non è quello di giudicare, ha detto la Presidente della Commissione Kathleen Van Brempt. The COVID Committee in the European Parliament is looking at what happened in the pandemic in Europe and the rest of the world. Abbiamo scelto queste città perché hanno avuto due approcci diversi, uno più ospedaliero e l'altro più centrato sulla sanità pubblica, e vogliamo capire come gestire le situazioni future senza esserne travolti. Insieme alla Presidente anche l'eurodeputata Alessandra Moretti, relatrice della Commissione, che ha commentato negativamente la decisione del governo Meloni di anticipare il rientro al lavoro dei sanitari Novax. Penso che il governo abbia fatto un errore, il primo quello di reintegrare il personale Novax sanitario in corsia. Credo che questo sia un elemento molto negativo, perché mette in pericolo non soltanto la salute dei più fragili, ma soprattutto dà un brutto messaggio, e cioè il fatto di equiparare chi tra i medici ha rispettato l'obbligo di vaccinarsi e chi invece non l'ha fatto. Ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, e qui però si va fuori dai confini regionali perché si parla di autonomia. Se il Veneto e i veneti hanno già dichiarato in modo chiaro e preciso qual è la loro opinione sull'autonomia con il referendum ben noto, naturalmente tutto nell'alveo di quanto previsto dalla Costituzione, adesso che c'è un nuovo governo se ne riparla e sono in molti a sperare che questo percorso possa prendere finalmente la strada giusta e definitiva. Ne abbiamo parlato con i vicentini e sentite quali sono le loro risposte. Per l'autonomia, sono a favore, speriamo, ho dei dubbi, però ci spero. Sarebbe ora perché ce la meritiamo, perché credo che abbiamo dato molto noi veneti a tutto il resto dell'Italia, soprattutto al sud, e speriamo che ci riescano. Auguri comunque. Io vado spesso in Trentino per motivi anche lavorativi e per passione e tutte queste cose, quindi vedo com'è la situazione là e vedo com'è la situazione qua. Dico che se fatto nel modo adeguato, nel modo giusto, si riesce molto a sfruttare le nostre risorse che abbiamo qui nel Veneto senza togliere nulla ad altre regioni. È un bel po' che si discute di autonomia, quindi non credo che avverrà niente, onestamente. Io non credo che la farà, neanche stavolta. Ci vorrebbe, perché credo che i veneti siano tra le persone in Italia che lavorano più di tutti, che si danno da fare. Per il Veneto che lo chiede da tanto. L'autonomia ben venga, però non ci credo tanto. Tutto quello che porta bene va bene, vediamo. E per lei l'autonomia? La giudico dopo. Spero di sì, benché ci siano diversi problemi comunque, perché dovrebbero concedere l'autonomia anche alle altre regioni. Per cui non so, comunque per il Veneto tutti abbiamo votato, penso il 98% per l'autonomia, per cui dovrebbero anche darcela. Ne abbiamo parlato anche con Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della provincia, proprio per capire dal punto di vista politico e amministrativo come si può portare avanti questo percorso.
Autonomia, si riapre la partita. Sul tavolo la conclusione di una strada iniziata col referendum del 22 ottobre del 2017, quando Vicenza fece registrare numeri record. Prima provincia per affluenza, col 62,7% di vicentini che andò alle urne e il 98,3% che votò per il sì, altro primato. Oggi, dopo 5 anni, la riforma torna grande protagonista anche nell'agenda del nuovo governo. Insomma, potremmo essere all'ultimo miglio. Siamo convinti finalmente che questo governo possa dare una svolta al tema dell'autonomia richiesta dai veneti con un referendum nel 2017. Credo che il ministro Calderoli sia anche la persona con le competenze e le esperienze per affrontare il tema dell'autonomia, portandole in Parlamento con una riforma complessiva per le regioni che vorranno, come lui stesso dichiarato, arrivare all'autonomia regionale. Dobbiamo capire adesso quali sono i temi e le materie sulle quali appunto venga riconosciuta questa autonomia. Sul tavolo le 23 materie su cui si gioca la partita dell'autonomia, non solo sanità, ambiente, lavoro, istruzione e rapporti con l'Europa, ma anche fisco e tributi. Ad oggi quel che resta del vento referendario del 2017 è la bozza realizzata dall'allora ministro per le autonomie, la vicentina Erika Stefani. È importante arrivare a un'autonomia più estesa possibile che possa poi trovare, anche riscontro nelle attività delle amministrazioni locali come le nostre in maniera positiva. Ieri a Roma il primo incontro del nuovo governo sull'autonomia fra il ministro Calderoli e i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Sentiamo com'è andata. Oggi sto stabilendo un modello per cui chi vuole può chiedere determinate materie di economia differenziata. Per le regioni che non lo chiedono non cambierà nulla, nessuno può essere penalizzato dalla legge. Queste le dichiarazioni rilasciate dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli al termine dell'incontro con i presidenti di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna sull'autonomia. Un primo confronto dal quale il governatore Zaia esce soddisfatto per i passi avanti fatti. Si parte col piede giusto, con rapidità, con le idee chiare. Adesso si tratterà di avere il nuovo provvedimento che il Ministro dice di avere già in bozza e quindi noi lo osserveremo quando ci verrà consegnato. Questo è un paese che dovrà abbandonare il centralismo e andare verso un federalismo reale. L'occasione, continua Zaia, per portare efficienza nei territori. Lo abbiamo dimostrato con molte competenze durante l'emergenza Covid. Siamo davanti a un provvedimento che non è la secessione dei ricchi, lo si fa a saldi invariati, vuol dire che chi avrà l'autonomia gestirà a parità di costi le sue competenze nel suo territorio e chi non avrà scelto l'autonomia continuerà a avere quello che aveva prima e non gli sarà tolto nulla. Per il Veneto resta la richiesta delle 23 materie con quel principio di gradualità che io stesso ho introdotto, ricorda Zaia, 5 anni fa, con la firma di una preintesa che prevede inizialmente 5 materie e poi via via tutte le altre. Il vero tema, sottolineato ancora il governatore, è quante materie delle 23 si riuscirà a portare a casa. I presidenti escono dall'incontro con Calderoli con rassicurazioni anche per quanto riguarda le tempistiche. Con il ministro, spiega il presidente del Veneto, c'è una visione comune, ha voluto accelerare i tempi del percorso verso l'autonomia, condividendo una bozza della legge di attuazione. Si tratta finalmente di tempistiche rapide che impegnano le regioni e il Paese ad un percorso comune nella realizzazione di una riforma più che mai necessaria, chiesta a gran voce dai cittadini e prevista dalla Costituzione. Probabilmente nel giro di qualche settimana già si vedrà qualche primo provvedimento e probabilmente si farà anche capolino in Consiglio dei Ministri. Il ministro Calderoli ha già dato nelle giornate scorse un'idea, no? Ha detto che nel giro di un anno dovrebbe essersi conclusa tutta questa procedura. Cambiamo argomento, torniamo a Vicenza per parlare di alpini e monumenti. Viale Roma, fronte stazione. Gli operai stanno sistemando gli ultimi ritocchi per completare il nuovo monumento dedicato agli alpini che sabato mattina verrà inaugurato ufficialmente. Cittadini e foresti in arrivo col treno si dicono soddisfatti complessivamente dell'opera, un tributo doveroso alla città più alpina d'Italia. Qualche perplessità invece sulle forme, ma si sa, de gustibus. Per me è bellissimo, veramente bello. Piuttosto che a rotatoia là e manco c'è per gli alpini e tutto quanto. Io sono un architetto. Ah beh, allora è qualificato. Ma non so, mi lascia un po' perplessa di la verità, non mi potevano fare meglio. Io adoro gli alpini, ma Beh, mi sembra una bella iniziativa, poi gli alpini fanno parte della cultura della città, no? Quindi credo sia sicuramente dovuto e interessante. Direi che è in una posizione strategica perché proprio all'arrivo della stazione ferroviaria, insomma, è una bella accoglienza e significativa per i viaggiatori. No, è bella, proprio
Viene degli alpini, quindi e va benissimo. Dire la verità non sono tanto entusiasta. Il mondo lì no. Sarebbe stato più bello un alpino, se proprio si doveva fare in memoria degli alpini. Penso che sia una cosa bene, insomma, positiva. Bellissimo, bellissimo. Un bel avvenimento, cos'è? 1922 alpini tra la gente, bellissimo. Opinioni discordanti, come sempre le persone quando vedono qualcosa di nuovo si fanno una loro idea, noi raccogliamo le voci di tutti e ve le portiamo qui nel Focus TG, ma adesso cambiamo ancora argomento, ci spostiamo a Padova dove c'è Valentina Visentin con Luca Trivellato della CIA, perché pare che dal 1° gennaio debbano scattare degli aumenti notevoli per le spese delle famiglie, addirittura 400 euro in più a causa dell'inflazione per ogni famiglia padovana. Questo ovviamente potrebbe portare dei problemi per molte categorie, prima fra tutti quella primaria, diciamo. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, è proprio così, circa 400 euro in più all'anno di spesa, questo perché secondo i dati della CIA che ha analizzato il carrello della spesa dei padovani, Padova è una città con la più alta inflazione del Veneto e quindi dal 1° gennaio scattano degli aumenti. Che cosa riguardano gli aumenti in particolare? Beh, gli aumenti per i consumatori riguarderanno ovviamente la parte ortofrutticola e la parte zootecnica, per cui latte, derivati e carne. Non ci sono solo il rincaro delle materie prime, ma anche l'anno davvero funesto dal punto di vista meteorologico che ha compromesso tanti prodotti. Sì, situazione estremamente critica per le aziende agricole di tutto il territorio veneto e padovano. Cambiamenti climatici, aumento dei costi delle materie prime, sia energetici che produttivi, sementi e concimi, unite ora all'aumento dell'inflazione che provocherà una riduzione dei consumi, è chiaro che la situazione è estremamente difficile per tutto il comparto agricolo. E questo però incide sì nelle tasche dei consumatori, ma a fronte di prezzi aumentati non ci sono guadagni più consistenti da parte degli agricoltori, degli allevatori, che sono molto in difficoltà. Purtroppo il tema della ripartizione del valore del prodotto lungo la filiera agroalimentare è un tema sul quale noi stiamo lavorando da diverso tempo. Purtroppo in questo momento viene riconosciuto all'agricoltore, al produttore, circa il 15% del valore finale del prezzo di vendita al consumatore nella grande distribuzione ovviamente. E poi a farne le spese, come appunto gli aumenti, sono soprattutto i pensionati che alle pensioni minime che fanno fatica a comprare proprio quegli alimenti basici della dieta. Purtroppo l'inflazione non colpisce in maniera uguale tutte le fasce della società, colpisce in maniera molto più grave ovviamente chi ha meno soldi a disposizione, per cui soprattutto per i pensionati che escono tra l'altro dal settore agricolo, che hanno una pensione minima tra i 600 e i 700 euro, questo aumento dei costi unito all'aumento delle materie prime e dell'energia provocherà un grosso problema sul quale noi stiamo continuando a chiedere al governo di intervenire con rapidità assoluta. Ecco Ferdinando, questa è la fotografia di quello che sarà l'inizio del 2023, con la speranza che poi la situazione vada però a migliorare. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Valentina Visentin, Luca Trivellato della CIA per questo intervento. Naturalmente è tutto da vedere, è tutto da capire, però le premesse non sono certo solari per quanto riguarda l'anno prossimo, periodo già complicato questo che stiamo vivendo, vedremo che cosa accadrà. Adesso torniamo nel nostro telegiornale, torniamo a Vicenza, vediamo i lavori pubblici, vediamo un intervento molto atteso, quello della bretella dell'Albera. Ci sono delle novità. La maledizione della bretella dell'Albera diventa un caso nazionale. La variante alla strada provinciale 46 è attesa da decenni per decongestionare il traffico nel quartiere Maddalena e in zona Pomari. Ad ANAS il sindaco Francesco Rucco ha più volte sollecitato una rapida conclusione dei lavori. Con l'insediamento del nuovo governo è tornato alla carica, ha chiesto un incontro al ministro delle infrastrutture, poi il colpo di scena. Stamattina gli suona il telefono, dall'altra parte della cornetta c'è chi non si sarebbe mai aspettato.
Questa mattina ho ricevuto una telefonata dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il quale mi ha detto che si sta studiando le carte relativamente alla variante SP46, opera dello Stato, opera di ANAS, e mi ha chiesto la possibilità di incontrarci per un confronto per capire come possa intervenire appunto da Ministro su un tema che si sta caratterizzando per delle lungaggini burocratiche incredibili. Il sindaco mette nel mirino un incontro con Matteo Salvini, nuovo ministro alle infrastrutture, per affrontare due nodi, la bretella dell'Albera e la TAV. Purtroppo non c'è nessun vicentino al governo, né nella squadra dei ministri né in quella dei sottosegretari. A questo punto diventa fondamentale il contributo dei parlamentari vicentini. Dispiace non avere sottosegretario o ministri appunto vicentini, lavoreremo con i nostri parlamentari, ringraziando naturalmente anche Erika Stefani per il lavoro svolto da ministro in questi ultimi anni, però sicuramente un tavolo in provincia di coordinamento con i parlamentari lo organizzeremo già nelle prossime settimane. Dalla bretella dell'Albera di Vicenza al prolungamento della A27, l'eterna incompiuta. Vediamo. 1960 nasce una società promossa da un gruppo di camere di commercio per realizzare l'autostrada di Alemagna che da Mestre avrebbe dovuto attraversare il Veneto, sbucare in Austria e da lì arrivare a Monaco in Baviera. I cantieri si aprono non senza difficoltà ma si fermano a Vittorio Veneto. È il 1972, poco più di 20 anni dopo, la A27 avanza di altri 30 km fino a Pian di Vedoia. Poi il buio più totale anche a seguito di una votazione a larghissima maggioranza dell'Europarlamento che nel 2016 boccia ogni ipotesi di prolungamento dell'autostrada. Nello stesso anno la Regione nomina un suo uomo di fiducia nella persona di Giovanni Campeol, ex segretario generale della Fondazione Dolomiti UNESCO, in EUSALP, macro regione alpina europea, proprio per portare avanti la strategia di sviluppo della A27. Io ho portato avanti quello che mi era stato chiesto, cioè verificare se questo prolungamento, questa infrastruttura fosse di natura strategica e quale vantaggi avrebbe potuto portare, raccogliendo con certe difficoltà da parte di alcuni, ma un'unanime sostanziale posizione positiva da parte di tutti gli stakeholder, anche internazionali. Vantaggi accertati non solo per la provincia di Belluno e il Veneto per contrastare la competizione feroce che può essere superata con un valico alpino, ma estesi al porto di Venezia che senza una mobilità è in forte crisi e al vicino Brennero oramai saturo. Oggi, secondo me, sarebbe ragionevole ripresentare questa strategia, si tenga conto che non si prevede più di andare verso Bolzano, ma di andare sotto il Cavallino, andare a Lienz. Si tenga conto che Lienz è già collegata con Klagenfurt con l'autostrada e l'Austria sta già lavorando per connettere Lienz a Monaco di Baviera. Ma la realizzazione di questa viabilità, per buona parte già consolidata, continua a restare al palo. Tutte le altre parti d'Europa, quando hanno bisogno di infrastrutturarsi, lo fanno. Non capisco perché da noi ci sia questo meccanismo un po' strano antiambientalista, perché mantenere il traffico attuale che c'è sulla 51 è uno dei drammi dal punto di vista ambientale. L'appello di Campeol alle due figure più importanti, il presidente della regione Luca Zaia e il neo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Gli studi socio-economici dimostrano la necessità di questa infrastruttura, come la CGA di Mestre ha messo benissimo in evidenza, e fino a che non si metterà in moto la grande scoperta che possiamo spostare le merci come col teletrasporto, le merci e le persone ancora si spostano fisicamente. Allora non sono due cose in alternativa. Facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta fino all'1:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e stiamo parlando di lavori, infrastrutture, interventi, cantieri, tutto quello che riguarda il futuro della nostra regione e delle sue città. Torniamo a Vicenza perché si parla di importanti novità in arrivo per il cimitero Maggiore.
L'anno prossimo intendiamo realizzare un'area verde di fronte al campo delle sepolture islamiche, un'area diciamo così di meditazione e raccoglimento, all'interno della quale realizzare anche un'aiola per lo spargimento delle ceneri. Al cimitero maggiore di Vicenza sorgerà dunque a breve un piccolo giardino per poter disperdere le ceneri dei propri familiari che hanno espresso questa volontà precisa, un modo per poter accogliere con il dovuto rispetto anche questa scelta che si sta diffondendo sempre più numerosamente. Un'attenzione agli affetti dei propri cari nel momento estremo del distacco, ora gestito in modo semplice e funzionale. Sempre dedicato ai servizi del cinerario sono anche i prossimi interventi annunciati da MCPS, che ha appena completato il programma triennale. Sì, non ci fermiamo qui, già tanto è stato fatto, però adesso abbiamo in mente a breve di estendere diciamo, l'offerta di celle frigo al crematorio, perché l'attuale dotazione di celle frigo è sufficiente a noi per gestire, però diciamo che mette più in difficoltà le imprese di onoranze funebri che magari non hanno un posto dove poter tenere un giorno o 2 giorni le salme prima della cremazione. Quindi andremo a realizzare una ventina di nuove celle frigo che dovrebbero essere operative con l'inizio dell'anno nuovo e quindi offrendo un servizio alle imprese di onoranze funebri. E a Padova invece arrivano i ponteggi attorno al monumento equestre Gatta Melata di Donatello, ci sono delle ispezioni, delle verifiche da fare. Un involucro fatto di acciaio per permettere agli esperti di analizzare e studiare lo stato di salute della statua del Gatta Melata, il capolavoro rinascimentale di Donatello che si staglia sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio al centro di un progetto di salvaguardia deciso dalla delegazione pontificia. I ponteggi rappresentano la prima fase di questo percorso che porterà alla realizzazione di una copia perfetta per sostituire l'originale e salvaguardarla dai danni dell'esposizione ambientale. Gli esperti inizieranno a compiere i rilievi con le più raffinate tecniche per poter realizzare un modello 3D più preciso mai eseguito. Questo sarà la base per la complessa esecuzione poi di una copia di assoluto livello qualitativo. Sarà anche l'occasione per i cittadini e i visitatori di osservare il monumento equestre del Gatta Melata da vicino non appena verrà realizzato un percorso in sicurezza per consentire le visite. Rimaniamo a Padova perché si torna a parlare dei finanziamenti per le prossime nuove linee del tram. È solo un acconto, ma a 6 zeri, quasi 24 milioni di euro, 23 milioni 800 mila per l'esattezza, sono i soldi arrivati dal Ministero delle Infrastrutture, per la precisione il 10% del finanziamento totale per realizzare la terza linea del tram, quella da Rubano a Vigonza. Già arrivati invece una parte dei 56 milioni che serviranno per la linea dalla stazione ferroviaria a Volta Barozzo. Cifre e relativi bonifici sui conti del comune che fanno capire come i tempi di realizzazione dell'opera stiano procedendo come da programma. Stanno arrivando le prime tranche. Bene, perché questo ci permette intanto di recuperare le spese già effettuate, ad esempio le prime indagini, abbiamo fatto le prime indagini bellica, archeologica, strutturale dei sottoservizi, stiamo andando avanti con la progettazione e abbiamo già ordinato i mezzi che hanno bisogno di qualche anno per essere realizzati. Va ricordato che tutto il sistema di finanziamenti è strettamente legato ai tempi complessivi di realizzazione e completamento delle linee del tram. La scadenza finale è quella di giugno 2026. Noi abbiamo questa data, quella del 2026, come la data che è il termine ultimo per completare l'opera. In questo momento stiamo rispettando il cronoprogramma. È un'impresa perché si tratta di moltissime carte, moltissimi atti amministrativi. Intanto prosegue la battaglia legale del Comitato No Rotaie, che ha presentato 2 esposti e che è convinto che si possa ancora modificare il progetto e realizzare un'opera che non utilizzi le rotaie. Ci spostiamo adesso a San Donà per il nuovo pontile, una terrazza Belvedere 4 anni dopo la tempesta Vaia. La tempesta Vaia 4 anni fa picchiò duro anche a San Donà, ma ora ecco un pontile nuovo di 80 metri, una terrazza Belvedere e la sistemazione dell'arco fluviale. È stato ricostruito come prima, anzi meglio di prima, perché quando ci fu Vaia io avevo chiesto che nell'ordinanza della Protezione Civile Nazionale ci fosse la possibilità anche di apportare miglioramenti, non solo ricostruzione. E con questo
esempio assolutamente virtuoso, siamo diventati un riferimento, il Veneto è diventato un riferimento nazionale per quanto riguarda la ricostruzione post-alluvione. 2500 i cantieri avviati meno di 3 anni dopo Vaia, quello di San Donà che giunge al termine e che si somma a 6 nuovi pontili e 50 km di piste ciclabili, una spinta anche per il turismo. In qualche modo ricuciamo una ferita che si era creata nel 2018 dopo Vaia e che aveva anche causato un po' di dolore. Con oggi riprendiamo un percorso che è fatto sì di questa dimensione anche di amore per il fiume, che è fatto anche di capacità di accogliere chi arriva a San Donà attraverso l'acqua, che sia una houseboat oppure una barchetta elettrica. Il fiume ha bisogno di tecnici e di imprese competenti, specializzate per determinati lavori. Il fiume ha necessità di competenze, assolutamente. E poi un'opportunità, anche con i nuovi pontili, di un turismo lento, di un turismo acqueo, che dobbiamo assolutamente incentivare e creare. Il futuro è fatto di altri interventi come questo, di altri cantieri che si chiuderanno e che aiuteranno a difendere il Veneto dal dissesto idrogeologico e nello stesso tempo aiutando il turismo. Il turismo è stato protagonista in Veneto in questi ultimi giorni, un ponte, quello dei Santi, che ha portato un numero davvero altissimo di visitatori da fuori nella città della nostra regione, ma anche un gran numero di veneti che si sono mossi all'interno del territorio. Vediamo com'è andata nel Vicentino. Un weekend veramente di tantissime persone, perché abbiamo registrato 15.000 ingressi nei musei da sabato, domenica, lunedì e martedì, che ci porta a un record in ottobre, 47.000 il numero appunto dei visitatori nei musei. Ottobre 2022 supera di gran lunga il settembre 2022, che sono, è l'ottobre più visitato di sempre in una città che si sta veramente imponendo a livello culturale. Weekend di Halloween che registra un boom di presenze nei musei cittadini, segno di un trend che nei primi 10 mesi del 2022 ha contato su 304.000 presenze, numeri che hanno superato il periodo pre-Covid. Nello stesso arco di tempo, nel 2019, erano state 275.000. Dati che vedono in ottobre il mese più visitato di sempre, con 47.000 accessi, dopo un settembre da pienone culturale con 32.000. Ma non solo, cambia anche il modo di visitare la città. Si visitavano 2 o 3 cose, non la Basilica perché era chiusa, si andava al Teatro Olimpico, si andava magari in qualche villa e poi si tornava a casa. Invece adesso a Vicenza si pernotta almeno una notte, qualcuno anche 2, la città in realtà lo richiederebbe perché i siti da vedere sono tanti e questa è una grande soddisfazione anche per tutto il lavoro degli albergatori, dei ristoratori, dei negozi che iniziano a vedere la città bella piena. Questo per quanto riguarda il capoluogo, la città di Vicenza, ma il Vicentino è un territorio articolato, ricco di altre proposte, c'è chi lavora per renderle sempre più appetibili per il pubblico. Si è tenuto il primo tavolo di lavoro che darà il via a una serie di incontri di progettazione per l'area del GAL, il Gruppo di Azione Locale Montagna Vicentina, uno strumento di programmazione per le aree rurali istituito dall'Unione Europea per potenziare la competitività nelle zone più svantaggiate. Il nostro compito è di sentire chi vive nel territorio, opera nel territorio e lavora quindi nel territorio, capire le esigenze e poi portarle, le criticità o dove si può intervenire, portarle nel tavolo della programmazione e quindi ogni 5 anni c'è la programmazione a livello europeo e regionale e stanziare e fare delle azioni e finanziare delle azioni che vanno a favore appunto della gente del territorio stesso. L'Unione Europea indica lo spopolamento come criticità prioritaria delle aree rurali. La strategia del GAL sarà dunque finalizzata a contrastare questo fenomeno, creando servizi e condizioni di lavoro. Resta prioritario anche sostenere il percorso di valorizzazione delle malghe. C'è un problema di fondo: con l'attuale PSR i fondi possono andare esclusivamente ai conduttori. Più del 90% delle malghe sono di proprietà pubblica. In questo momento e negli anni appena passati non potevano essere beneficiari i proprietari delle malghe, ma bensì i conduttori. Un tavolo di lavoro che abbraccia e riunisce 39 comuni dalla montagna alla pianura e proprio il confronto tra associazioni, imprese
ed enti locali diventa occasione di crescita per tutto il territorio. Io credo che è un territorio che dialoga dalla valle fino alla collina, alla montagna, esprime maggiori potenzialità e riesce a creare sinergie fruttuose. Tutto quello che abbiamo visto finora, pur con dati importanti e numeri notevolissimi, insomma, viene messo ovviamente in ombra da quello che è successo a Venezia, dove 500.000 di turisti sono arrivati per il Ponte dei Santi. Vediamo. Il Ponte della Libertà, un'infrastruttura costruita a metà anni 30, quando in tutta Italia circolavano meno di 140.000 automobili e inevitabilmente al collasso dalle prime ore del mattino. A mezzogiorno dalla stazione ferroviaria continuano ad uscire centinaia di persone al minuto. È il modello Venezia, capitale mondiale del turismo di massa. Nel Ponte dei Santi 450.000 persone stipate nei pochi chilometri quadrati di una città in cui sopravvivono meno di 50.000 abitanti, ma prosperano centinaia di alberghi e migliaia di locazioni turistiche. Serpentoni infiniti si snodano in attesa dei vaporetti. Da quanto siete in fila qui? Un pochino. Un'ora di fila sta facendo? Sì. 1 hour and a half. 1 hour and a half, un'ora e mezza. Yeah. Nel frattempo una folla fittissima si incanala in un flusso continuo e interminabile lungo le principali direttive che conducono a Rialto e San Marco. Questa è lista di Spagna per chi non ha la pazienza di attendere per un'ora e mezza, di prendere un vaporetto affollatissimo, il primo tratto di strada da percorrere per cercare di arrivare al centro di Venezia. Quelli del Ponte dei Santi sono numeri da record, alle decine di migliaia di pernottamenti in strutture che hanno soppiantato case ed edifici pubblici e che a seconda dei casi si chiamano alberghi, locanda, resort, foresteria, bed and breakfast. Si aggiunge il turismo pendolare, quello di giornata. Da dove viene? Terraferma, Milano. Lecco. Treviso. Delle Marche. Monza. Padova. Di dov'è, scusi? Siamo di corsa in questo momento, ringrazio. Il residente è l'unico di corsa. Altrove l'incolonnamento e la coda sono la costante. Si tratti di entrare nella Basilica di San Marco o nel Bacaro, che promette d'essere assolutamente tipico e frequentato da autentici veneziani, dove invece si trovano inevitabilmente solo altri turisti. Finché le strade mantengono una certa larghezza ancora si riesce a camminare, seppur lentamente. Poi naturalmente quando le cale iniziano a farsi più strette vengono messe in dubbio anche le leggi della fisica, a partire da quella sull'incompenetrabilità dei corpi. Il giro d'affari di un limone spremuto fino all'ultima goccia dallo sfruttamento di ogni metro quadrato di Venezia è enorme. Eppure persino i banchetti di souvenir che si incrociano ogni 100 metri si lamentano di non vendere granché nemmeno oggi. Something this way. E c'è chi propone, vista questa situazione, che si ripropone poi nel corso dell'anno varie volte a seconda di ponti, festività e periodi di minore o maggiore afflusso, insomma, si propone di limitare gli accessi addirittura ferroviari a Venezia. Sentiamo. Per noi la questione non è monetizzare i flussi turistici, ma disciplinarli, perché stiamo raggiungendo limiti insopportabili per i residenti ma anche per i turisti stessi. L'assalto a Venezia di centinaia di migliaia di visitatori durante il Ponte dei Santi è tornato ad accendere il dibattito sulla regolamentazione di flussi turistici che hanno raggiunto una mole difficilmente governabile. Al dibattito sul contributo d'accesso, che peraltro a Cafarsetti divide le opinioni per fattibilità e modalità di applicazione sia nelle file della maggioranza che dell'opposizione, Marco Gasparinetti di Terreacqua 2020 propone una terza via già sperimentata con successo nel comune di Rio Maggiore alle Cinque Terre. Nel 2019 il sindaco del comune, su cui insiste l'unica stazione ferroviaria, aveva imposto effettivamente un limite. E il TAR della regione toscana ha dato ragione al sindaco, perché per ragioni di sicurezza e salute pubblica si possono introdurre restrizioni alla libera circolazione delle persone che non potremmo invece introdurre né accettare se fosse soltanto per fare cassa, come con il contributo di accesso. Venezia non è come le altre città, circa il 90% dei suoi visitatori giornalieri arriva in treno e può essere limitato. Per le auto invece basterebbe l'istituzione della ZTL sul Ponte della Libertà. 2 provvedimenti semplici e collaudati per rendere più agevole la limitazione a fenomeni che rischiano di diventare di ordine pubblico. Proprio per evitare situazioni come quelle che hanno portato a Seul alla tragedia che conosciamo, perché se c'è un attacco di panico e la folla impazzita comincia a correre in calli strette come quelle di Venezia o sentieri come quelli delle Cinque Terre, è chiaro che c'è un pericolo per la salute pubblica. Qualcuno potrebbe dire che Seul è lontana, ma in realtà cose del genere sono capitate anche qua vicino. Sì, purtroppo sì, a Torino, Piazza San Carlo 5 anni fa,
È bastato un falso allarme per scatenare una fuga disordinata della folla in preda al panico, con il risultato che il sindaco di Torino è stato rinviato a giudizio e c'è un processo in corso presso la Corte d'Assise. Restiamo a Venezia, cambiamo argomento, andiamo su temi decisamente più politici, come quello del Consiglio Comunale veneziano, che continua a essere online nonostante siano state rimosse tutte le restrizioni in tal senso. Protestano le opposizioni a Venezia perché, nonostante siano state tolte quasi tutte le restrizioni anti-Covid, le sedute del Consiglio Comunale continuano a svolgersi a distanza, una scelta contestata anche dall'ex senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Credo che il Comune di Venezia ormai sia l'unico caso a livello europeo che non fa ancora i consigli in presenza. Il sindaco è stato eletto più di 2 anni fa, nel settembre del 2020, e non è stato fatto un consiglio o una commissione in presenza a parte l'insediamento di questo sindaco. Il mondo è andato avanti, è finita per decreto del governo da 6 mesi lo stato d'emergenza, è finito lo stato d'emergenza. E su questa scelta Ferrazzi ha una sua spiegazione. Nasconde una paura della partecipazione, perché è chiaro che da distante il Presidente del Consiglio con un click può zittire in ogni momento un consigliere dell'opposizione. D'altro canto, da distante nessun cittadino può intervenire. Ferrazzi, da senatore, aveva presentato un'interrogazione al Ministero per convincere la politica e il governo a intervenire e indurre il sindaco Brugnaro a tornare ai consigli in presenza. Andrà a finire che stanno cercando di tirarlo per le lunghe, nonostante le manifestazioni della maggioranza stessa, non solo dell'opposizione, le manifestazioni di Fratelli d'Italia, della Lega, tutti, di Forza Italia, tutti che vogliono la partecipazione, eppure qui in questo comune non si fa partecipazione e quindi non si decide. Restiamo nella pagina politica, vediamo il giuramento dei sottosegretari. Sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy, Massimo Bitonci. Il padovano Massimo Bitonci giura da sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico, diventato ora delle imprese del Made in Italy, guidato da un ministro, anche lui padovano, Adolfo Urso. Giuramento anche per il veronese Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura, sottosegretario alla Giustizia, un altro padovano, Andrea Ostellari della Lega. Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Andrea Ostellari. Ostellari, dopo il giuramento, non ha mancato di commentare il decreto legge contro i rave party che tanto sta facendo discutere. Io non vedo grandi polemiche, francamente. C'è stato un fatto e il governo ha deciso di intervenire e credo fosse giusto intervenire anche in questa misura. Io ritengo che quel evento che si cerca ovviamente di evitare con questo intervento legislativo sia importante. Poi se ci saranno correzioni, per carità, insomma, si possono anche valutare e si possono fare anche in seguito, però credo che una risposta a questo fenomeno doveva essere data. Torniamo a parlare del cosiddetto decreto, la norma anti-rave di cui abbiamo già parlato nel corso della nostra informazione. Il provvedimento varato dal governo Meloni, fra le sue prime azioni, è nato per andare a ridurre il rischio di queste feste incontrollate. Ne abbiamo parlato prima dal punto di vista della società civile. Vediamo adesso le reazioni della politica a questo tema così complicato. Tra le reazioni al decreto del governo cosiddetto sul rave, da nord-est arriva anche la voce di Tommaso Cacciari, un attivista da sempre impegnato anche nelle attività che riguardano manifestazioni di piazza. Con questa norma anti-rave questo governo Meloni non perde occasione per dimostrare la sua natura tutt'altro che di alto profilo e tutt'altro che tecnica, ma dimostra la sua natura muscolarmente di estrema destra. Guardate, io non ho particolare simpatia per i rave, non sono mai stato a un rave in vita mia, anche perché penso che sia una forma molto impolitica se si fa eccezione per l'origine del fenomeno culturale inglese della metà degli anni '80, ma questa è una norma estremamente pericolosa.
Secondo Cacciari, dopo le prime norme che hanno colpito donne e migranti, ora il governo prenderebbe di mira i giovani e quindi bisogna opporsi. Decide di colpire i giovani con una norma che non riguarda esclusivamente i rave, ma che punta a colpire ogni manifestazione spontanea, che punta a colpire il diritto a ritrovarsi, il diritto anche a manifestare, punta a colpire anche gli spazi autogestiti. È una misura estremamente pericolosa a cui bisogna disobbedire in massa. Una norma che va combattuta, afferma Cacciari, perché punterebbe a colpire le manifestazioni in generale e quindi per questo da lui giudicata ancor più pericolosa. Cambiamo ancora argomento, passiamo a vedere quelle che sono le scelte, le organizzazioni, i festival, le manifestazioni da parte dei comuni per celebrare le tipicità non solo enogastronomiche, perché ce ne sono tante. Per esempio in questo caso andiamo nel Bellunese e vediamo come si è deciso di valorizzare la risorsa legno. 16 appuntamenti, 16 scultori già all'opera nelle loro postazioni en plein air, incontri, laboratori, cinema, fotografia, esposizioni e musica. Fino al 13 novembre Belluno sarà la città del legno, un festival che nasce sospinto dall'esperienza ultratrentennale dell'ex tempore di scultura e dalle immagini evocate dall'odore di cirmolo che da oggi pervade tutto il centro cittadino. Un festival del territorio su uno dei pochi, forse l'unico argomento di qualità che ha la nostra terra, il legno. Un'intuizione ambiziosa, quella del Consorzio Belluno Centro, che parte dal suo gioiello, l'ex tempore appunto, per aprire le porte a iniziative culturali e artistiche in un cartellone che quotidianamente offrirà ai bellunesi e ai visitatori nuove opportunità di confronto con una risorsa che è fonte di sviluppo della provincia. Noi vorremmo che l'iniziativa fosse che importasse nei confini provinciali delle attenzioni da parte del mondo della cultura e dell'economia, perché i festival possono fare crescere il territorio. Vorremmo che a Belluno si respirasse legno non soltanto nel periodo di San Martino. L'ex tempore, come di consueto, si concluderà domenica prossima con l'assegnazione dei premi delle giurie tecniche, Confindustria, Stampa e Fidapa. L'8 novembre al Comunale lo spettacolo I segreti del Bosco Vecchio, tratto dall'opera di Dino Buzzati. Il 12 novembre sullo stesso palcoscenico il concerto di Davide Van des Fros. Un esempio di quello che i comuni possono fare per andare incontro alle esigenze dei cittadini, anche esigenze di carattere sanitario, di salute, è quello che ha messo in piedi l'amministrazione di Carmignano. Carmignano Cardio Protetta, presentato il progetto di salute pubblica che prevede il posizionamento di 3 defibrillatori sul territorio del comune dell'Alta Padovana, uno vicino al municipio, uno nella frazione di Camazzole e l'ultimo sarà a disposizione, se richiesto, nel caso di manifestazioni ed eventi. Non solo questo però, perché la messa a disposizione dei defibrillatori sarà accompagnata da una formazione dei cittadini. Il Carmignano di Brenta ha acquistato 3 defibrillatori, 2 dei quali saranno installati esternamente al municipio, facili da utilizzare, accessibili e visibili alla cittadinanza. Alla stessa maniera stiamo promuovendo anche un importante corso di formazione VLSD per educare la cittadinanza nell'intervenire durante un arresto cardiaco e soprattutto per come utilizzare i nostri defibrillatori. La scelta di coinvolgere le associazioni del nostro territorio ha come obiettivo quella di formare e qualificare più cittadini volontari possibili durante gli eventi che le associazioni stesse organizzano. Ora ci spostiamo a Padova, dove si parla di arte come rilancio contro il degrado. L'idea mi è stato commissionata questo lavoro dandomi un'idea di partenza che poteva essere Padova. Io come sfondo ho pensato al tappeto fiorito che c'è nel Palazzo della Ragione e poi ho giocato un po' con i miei soggetti dove ci sono questi volatili che volano. Dopo aver abbellito con le sue opere l'Arcella, Tony Gallo, artista padovano riconosciuto a livello internazionale, arriva in larga Europa per riqualificare il parcheggio sotterraneo. Qui nascerà Secret Garden, un parcheggio che diventa giardino segreto dell'arte per valorizzare gli spazi grigi della città. 8 giorni, sì, perché il garage è rimasto aperto e noi siamo riusciti a lavorare lo stesso
arrangiandoci. Insieme a Tony Gallo anche Bughi, altro street artist padovano. Le raffigurazioni sono quelle tipiche dell'artista, la bambina con il becco e grandi uccelli colorati, le cui ali si estenderanno oltre le balaustre della discesa del parcheggio. Il mio soggetto che mi caratterizza che è questa bambina che tiene questa gabbietta per gli uccellini, che lascia andare un po' i suoi uccellini. Quello là che me lo sono sentito molto mio, anche perché essendo di Padova, quello che è successo a me è che Padova mi ha fatto partire e mi ha lasciato andare. Siamo in chiusura del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, vogliamo darvi quelli che sono i dati che ci arrivano in questo caso tramite l'ANSA, dall'azienda Zero della Regione del Veneto, e sono dati che dicono che c'è un nuovo balzo per quanto riguarda i contagi Covid che è stato registrato nelle ultime 24 ore con 5.187 casi, ieri erano stati poco più di 1.000, ai quali si aggiungono addirittura 25 vittime. Lo segnala il bollettino della Regione. I numeri totali dall'inizio della pandemia salgono a 2.431.000 per quanto riguarda le infezioni e 15.747 per quanto concerne i decessi. Scende il dato dei soggetti attualmente positivi sotto quota 50.000, è prima volta da qualche giorno. L'andamento dei ricoveri segnala una diminuzione per i malati Covid in area medica, che sono 1.056, 10 in meno di ieri, e un piccolo aumento per quelli in terapia intensiva, 42, 2 in più dell'ultimo bollettino. Ovviamente la situazione con questi dati resta praticamente invariata. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi, gli operatori, i tecnici che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.